Buongiorno creaturine morbidose. Allora, questo qui è un video in collaborazione con Angie The Candy Shop. Era da tantissimo che volevo fare un'altra collaborazione e ho preso l'occasione appunto per fare anche questo tag, che sarebbe il tag Conosciamoci meglio. Allora, dovrebbero essere 100 domande, se non mi sbaglio, e quindi sarà un video abbastanza lungo, quindi cerco di non allungare troppo il brodo e andiamo avanti. Io leggerò le domande dal telefono. Io leggerò le domande dal telefono perché sono una persona tecnologissima. Non è vero, è che sono pigra e non avevo voglia di scrivere 100 domande. No, è che sì. E ho visto questo tag da, aspettate che adesso trovo il nome, Rosa Rita. Infatti sta sotto ci sono le domande appunto sotto il suo video. Iniziamo. Qual è il tuo nome? Sara? Soprannomi? Allora, devo dire che durante l'arco della mia vita, poca vita, mi hanno dato molti soprannomi. Mi hanno dato il soprannome di Chipmunk perché so cantare con la vocina di Alvin Superstar. Poi naturalmente i soliti soprannomi per allungare il mio nome, che non ha senso perché il mio nome è Sara, riescono ad allungarlo e mi hanno chiamato Sassa, Saretta, Saruzza, Sarina, che oltretutto non mi si addice alla mia stazza, perché uno diceva adesso chiamo Saretta e chissà chi ti si presenta, no? Non lo so, al massimo uno che pesa 40 kg e invece vengo io che ne peso molti di più. Mi hanno chiamato Mela. E poi quali altri soprannomi? Basta, Mela, e l'ultimo che mi hanno dato è stato Mela appunto a scuola. Sei fidanzata? No, non sono fidanzata purtroppo. Poi segno zodiacale, il mio segno zodiacale è Gemelli. Se uomo o donna, opzione per la donna. Colore dei capelli, sul castano scuro. Occhi, sul castano. Altezza 1,69 m, 68. Vorresti cambiare il tuo nome? Allora no, però quando ero piccola volevo cambiarlo perché appunto il nome Sara non mi piaceva molto. E poi mi hanno sempre detto che avevo una faccia da Francesca o da Claudia e non tanto da Sara, però non mi è mai, alla fine mi sono abituata a sentire il mio nome, quindi ho lasciato perdere e quindi niente. Poi quando ero più grande ho saputo che il significato di Sara era principessa e quindi mi è un po' piaciuto di più, anche se alla fine non sono una principessa, però è uguale, era bello il significato. Agli animali domestici sì, ho 2 tartarughe, sono di queste dimensioni qui, però non sono mie, sono di mia madre perché a me non piacciono le tartarughe. Fumi? No, assolutamente. Qual è il tuo animale preferito? Allora, il mio animale preferito è il cane. Se invece vogliamo fare un animale un po' più esotico, direi il gufo. Infatti sono piena in camera sono piena di gufi perché mi piacciono un sacco. Qual è l'ultimo manga che hai letto? Allora, il mio ultimo manga è questo qui. Ed è Aiore Amami, naturalmente, non mi ricordo che cosa fosse uno shoujo, non mi ricordo mai la differenza tra shoujo, shonen. È un manga romantico comunque, infatti si può notare dalla copertina. È carino, è molto carino. L'ultimo libro letto è stato Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ultima cosa che ho bevuto, acqua naturale del rubinetto. Social network preferito? Prima avrei detto Facebook, ma adesso sono Instagram dipendente. Ma non è che, cioè, sì, posto foto, però mi piace proprio vedere le foto degli altri, mi piace mettere i cuoricini, cioè mi piace, però sì, mi piace molto più Instagram di più a Facebook e naturalmente poi c'è YouTube. Cioè, prima c'è YouTube e poi c'è Instagram. La pagina web che ho visitato oggi, Instagram. Ultima canzone ascoltata è stata di Rihanna, quella insieme a Kanye West, che però non mi ricordo, forse si chiama 4-5 Seconds for Watch, non ricordo. Ultima volta che hai pianto, sinceramente non ho idea, forse l'anno scorso. Credo sì, l'anno scorso. Naturalmente senza che nessuno mi guardasse, perché non mi piace quando mi guardano mentre piango. Hai mai frequentato 2 persone contemporaneamente? No, e non lo farei mai. Sei mai stato tradito? No. Hai mai baciato qualcuno e poi ti sei pentito? No. Hai mai perso qualcuno di speciale? Per fortuna ancora no. Sei mai stato depressa? Io credo di sì, però non è che sono andata da un medico o cose del genere, però comunque spesso sono depressa, sì, cioè. Ti sei mai ubriacato e poi hai vomitato? Direi proprio di no, anche perché non credo che ci sia divertimento in questo. Trovo più divertente non bere e vedere gli altri invece che si ubriacano e fanno gli idioti, lo trovo veramente una cosa bellissima. Elenca 3 colori che ti piacciono. Allora, mi piace tutte le tonalità del blu e del celeste, il verde fosforescente e il rosso fosforescente. Quest'anno ho 20 anni, il prossimo mese. Sei nata? Sono nata a Roma. Ho fatto 9 conoscenze? Allora sì, ho fatto 9 conoscenze. Praticamente il 2 maggio c'è stato il raduno qui a Bologna di Diary of Bibliofy, che è Erika, e di Book and Muffin, che è Jessica, e poi di Civis di Wii, che è Donatella. Anzi, colgo l'occasione per dargli un bacio a tutte quante. E oltretutto ho incontrato anche altre ragazze che erano andate appunto al raduno, che sono di qui, e abbiamo fatto amicizia, insomma,
abbastanza simpatiche. Smesso di amare qualcuno, di solito sì, capita molto spesso. Riso fino a piangere, sì, e devo dire che di solito io ho diversi modi anche per ridere, dipende da quanto tu mi fai ridere. Ci sta il momento in cui tu mi fai spisciare proprio dalle risate che non riesco neanche a reggermi in piedi e quindi mi accascio e comincio a ridere finché non piango. Incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? Fino adesso no, però sto ancora aspettando. Capito chi sono i tuoi veri amici? Sì, l'ho capito a mie spese, sì, l'ho capito. Peccato qualcuno che stava parlando di te? No, però so chi mi parla male alle spalle, oppure quando riesco a capire quando comunque c'è qualcosa che non va e mi parlano dietro, lo so. Baciato qualcun altro dell'altro sesso? Sì. Quante persone tra i tuoi amici di Facebook conosci realmente? Conosco tutti realmente. Oltretutto ho amicizie sia a Roma che a Bologna, quindi sono molte, però ecco ultimamente le ho tolte molte, quindi ce ne saranno molte di meno. Con quante parli? Sinceramente non mi piace moltissimo fare la chat su Facebook, lo trovo abbastanza scomodo, piuttosto preferisco utilizzare WhatsApp. A che ora ti sei svegliato questa mattina? Mi sono svegliata alle 8:30. Che stavi facendo la notte scorsa? Dormivo. Qual è la cosa per la quale non riesci ad aspettare per niente? Non lo so, forse l'autobus? No, scherzo, non lo so. Magari sono gli acquisti, perché quando vedo una cosa la voglio subito, in quell'istante, perché ho paura che magari in un futuro non riuscirò più a trovarlo o con quel prezzo o non la troverò più, ecco, e quindi la voglio subito. Qual è il modello del tuo cellulare? È il Samsung Galaxy S5 con la mia bellissima copertina di Harry Potter. Qual è la cosa che ti auguri di cambiare nella tua vita? Sinceramente non lo so. Magari trovare un lavoro, anche perché ancora non l'ho trovato, e stare bene economicamente, non starmi a preoccupare di continuo a dire devo risparmiare questi soldi perché servono a, e è veramente una tortura fare questa cosa ogni volta che voglio prendermi qualcosa per farmi un pensierino una volta al mese, e non è bellissimo stare lì a fare sempre i conti. Che cosa stai ascoltando ora? In questo momento sto ascoltando l'aereo che passa e gli uccellini, a parte quello non sto ascoltando niente. Se ti riferisci proprio in questo momento, niente, però boh. Perché sono più importanti la salute e il denaro? Allora, per me sono importanti purtroppo tutte e due. Che cosa ti dà sui nervi in questo momento? A parte gli aerei che passano mentre io faccio i video, le mosche e le zanzare, perché mi hanno completamente mangiato. Tipo qui ho 3-4 pizzichi solamente sul gomito, ed è una cosa che mi dà veramente sui nervi. Cioccolato bianco o nero? Nero, perché il bianco è troppo dolce. Al latte o fondente? Al latte a vita, perché fondente non mi piace. Ai tatuaggi? No, però mi piacerebbe tantissimo farli. Piercing? No, a parte questo qui sopra, però non credo che sia valutato come un piercing. Mi piacerebbe tantissimo farlo al naso, però devo prima uccidere mia madre di riuscire a farmi un piercing. Hai una cotta per qualcuno? In questo momento no. Prima migliore amica sta a Roma, e ce l'ho anche su Facebook, e niente, siamo in buoni rapporti anche se non parliamo molto. Sei di destra o di sinistra? Nessuno dei due? Hai cicatrici sul tuo corpo? Vabbè, ce n'ho una sul ginocchio, perché mi ricordo che una volta sono cascata dalla bicicletta o dal monopattino e ho avuto proprio bella grossa, tipo così grossa, poi alla fine si è rimpicciolita. Poi ce l'ho una qui, perché mi ha mozzicato un cane, e poi ce n'ho tantissime. Non me le ricordo, perché comunque ce ne ho abbastanza. Primo sport cui hai partecipato è stato nuoto. Era bellissima la scena, perché io tornavo a casa alle elementari, facevo i compiti, poi mia madre mi diceva devi andare a nuotare, e io non ci volevo andare e piangevo finché non entravo in acqua, e quando dovevo uscire dall'acqua non volevo più uscire, infatti piangevo finché non tornavo a casa. Che vergogna. Primo animale domestico è stato forse un pesciolino d'acqua che l'ho vinto all'Eur tantissimo tempo fa, quando ero proprio piccolissima. Quelli, avete presente i giochetti, quelli che devi tirare la pallina da ping pong dentro a un'ampolla di acqua, insomma, del pesciolino, e lo devi prendere, se lo prendi ti porti a casa pesce, ecco quello. Non so se ancora esiste l'Eur, però quello è stato il mio primo animaletto, che poi è durato 2 giorni e poi è morto. Poi ci sono stati i criceti che sono proprio durati un anno, infatti mi è dispiaciuto un casino quando sono morti. Poi prima vacanza è stato in Sardegna con i miei genitori, naturalmente, con le mie cugine che sono Azzurra e Selena, ci saluto, un bacione, e insieme ai loro genitori siamo andati a Villa Simius, e devo dire che è una cosa spettacolare la Sardegna, mi è piaciuta veramente tanto. Primo concerto? Io non ho mai partecipato a dei concerti, purtroppo. Prima cotta? La mia prima cotta è stata alle elementari. Cosa stai mangiando? In questo momento niente. Stai bevendo? No. Stai aspettando? No. Quanti bambini vorresti avere? Vorrei avere 2 bambini. Vuoi sposarti? Certamente sì. Tua donna ideale? Perché la mia donna ideale? Magari il mio uomo ideale non deve essere il top model di turno, preferisco una persona semplice, modesta, una persona che ci si possa parlare, e che sia una persona soprattutto simpatica, una cosa veramente che mi fa, nelle persone mi fa veramente sbarellare, cioè io sto proprio bene con le persone simpatiche, che stanno al gioco, che scherzano, che ridono, e che quando c'è da essere seri siano seri. E niente, questo qua è il mio ideale di uomo. La carriera che hai in mente, non
non lo so, perché mi piacerebbe tanto fare un corso di estetista, appunto di make-up artist, per diventare make-up artist, oppure per fare la oligotecnica, non lo so. Labbra o occhi? Labbra o occhi? Occhi. Abbracci o baci? Baci. E abbracci, non baci. Alto o basso? Alto. Più giovane o più vecchio? Più vecchio. Romantico o spontaneo? Romantico o spontaneo? C'è questa opzione? Se no romantico, va bene. Una bella pancia o belle braccia? Non mi cambia niente se è belle braccia o una bella panza, che uomo di panza è uomo di sostanza. Sensibile o superficiale? Sensibile. Storiella o relazione seria? Relazione seria, anche perché sennò preferirei non mettermi con nessuno. Provocatore o indeciso? Questa domanda è difficile perché per certi versi forse è meglio l'indeciso e per altri invece il provocatore, quindi non saprei cosa rispondere. Hai mai baciato una persona che non conoscevi? No. Bevuto un liquore forte? Sì. Perso gli occhiali e le lenti a contatto? Sì. Le lenti a contatto sì. Gli occhiali no, ce l'ho sempre sul naso. Fare sesso al primo appuntamento? No. Spezzato il cuore di qualcuno? Non credo. Avuto il tuo cuore spezzato? Sì. Parecchie volte. Pianto per la morte di qualcuno? Sì. Avuto una cotta per una tua amica o amico? Sì, molte volte purtroppo. Ti sei mai ubriacato? No. Sei mai stata arrestata? No. In te prevale sentimento o ragione? Sentimento, la ragione di solito non ce l'ho mai. Avuto una cotta per una persona del tuo stesso sesso? Direi proprio di no. Avuto più di due ragazzi contemporaneamente? Ma no, l'hai già chiesto! Detto a qualcuno che lo ami non era vero? No. Credi in te stesso? No. Nei miracoli? No. Nell'amore a prima vista? Sì. Nel paradiso? No. Nel vero amore? Sì. Nel bacio al primo appuntamento? Sì. Negli angeli? No. C'è una persona che vorresti lì con te adesso? No. Credi di piacere a qualcuno? Credo di sì, ma non ne sono sicura. Niente ragazzi, le ultime erano abbastanza sul no, però spero che comunque vi sia piaciuto il video. E ho finito adesso le 100 domande, spero che non vi siate annoiati, anzi che vi abbia magari strappato un sorriso. E niente ragazzi, questo qui era finito. Volevo cogliere l'occasione, visto che è finito il video, di ringraziare di nuovo Angela, perché è sempre molto carina e sembra veramente una persona speciale, anche se purtroppo io sono solamente che ci parliamo solamente tramite YouTube, però spero che in un futuro ci si possa incontrare e magari ecco parlare faccia a faccia. E do un bacione a lei, do un bacione anche a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao!